Buonasera a tutti voi da Telefriuli, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo con i vaccini, perché dopo Pfizer anche AstraZeneca ritarderà la consegna di vaccini e si è concluso da poco il vertice tra il commissario Arcuri, i ministri Speranza e Boccia e la Regione. Abbiamo in collegamento il vice presidente della Regione Riccardi, allora per sapere quali sono le novità. Buonasera. Buonasera a lei. E così dunque ci sarà un ritardo anche da parte di AstraZeneca. Di cosa si è parlato in questo vertice? Ma sì, il quadro che viene rappresentato è quello di una... Naturalmente poi i dettagli saranno più precisi nelle prossime settimane, ma si profila un ritardo rispetto alle previsioni iniziali delle forniture dei vaccini. Quindi adesso bisognerà capire come questo si materializzerà. Naturalmente il governo ha assicurato di essere impegnato in questa partita con i principali fornitori e tutti insieme si guarda anche a ulteriori altre ipotesi, sempre che queste naturalmente siano certificate dagli organismi che ne hanno le competenze. Quindi probabilmente andremo incontro ad una fase vaccinale che non presenta quelle che erano le ipotesi iniziali in termini di tempi. Quindi ci saranno delle rimodulazioni per il calendario, degli slittamenti, è troppo presto per dirlo o già insomma bisogna lavorarci su e ci saranno dei cambiamenti anche immediati nel calendario già stilato? No, beh, direi le cose importanti che ci riguardano sono che intanto per la prossima settimana, dopo il taglio del 50% di questa settimana delle dosi per il Friuli Venezia Giulia, viene confermata la programmazione che ci consentirà anche di recuperare una parte, circa la metà, di quello che è stato tagliato nel corso di questa settimana. La settimana entrante dovremo avere a disposizione circa 16.500 dosi. Questo sostanzialmente ci consente di chiudere tutti i richiami, questo grazie ad una gestione precauzionale, prudente che abbiamo avuto nell'accantonare un certo numero di dosi e nel diluire quelle che sono le agende. Quindi la prossima settimana intanto cerchiamo di raggiungere questo risultato. Poi nel corso della prossima settimana dovremo conoscere quelle che sono le ipotesi che abbiamo in campo rispetto alle previsioni che lo Stato farà e da lì organizzare insieme con le priorità definite quelli che sono gli obiettivi delle vaccinazioni della seconda fase che dovranno partire dagli over 80. Quindi questa è un'altra complessa sulla quale naturalmente regioni e governo potranno, soprattutto noi, potremo cominciare a organizzare, quindi perfezionare una serie di ipotesi che abbiamo già in campo per attivare le vaccinazioni alla fine ormai di febbraio si ragiona degli over 80. C'è un grande lavoro da fare. Se pensiamo che nel nostro paese il 60% dei morti ha superato gli 80 anni, qui si capisce quanto è importante riuscire a raggiungere le persone che hanno quell'età. Grazie per questo collegamento al vicepresidente della Regione Riccardi. Buona serata a lei. Buonasera. Parliamo di scuola perché si lavora per il rientro in classe degli studenti delle superiori dal 1° febbraio, mentre non si fermano le proteste che dicono basta alle DAD, alla didattica a distanza, e spostano l'attenzione sul tema delle classi pollaio. Ci dice tutto Andrea Pierini. Gli unici dati che ci hanno guidato nelle scelte di questo mese sono quelli legati al tema sanitario, all'RT e al numero di ospedalizzazioni che pesano su un sistema molto complesso che è quello della sanità. Le scuole e il sistema scolastico hanno piani attivi, come abbiamo sempre detto, da dicembre, e se i dati della prossima settimana ci conforteranno ulteriormente, il 1° febbraio siamo tutti pronti a ripartire. Si partirà al 50%, queste le indicazioni, almeno in questo primo step. Si partirà cercando di non usare la percentuale come slogan, ma di usare la percentuale come garanzia di sicurezza.
Cercheremo di segnalare quali sono le motivazioni sanitarie alla base di qualsiasi scelta che noi facciamo, e in questo caso ovviamente la cautela e la precauzione sono necessarie. La protesta però non si ferma e questa mattina in Piazza dell'Unità d'Italia una cinquantina di persone ha preso parte al presidio del movimento Priorità alla Scuola. Il professore Davide Zotti ha tenuto una lezione sulla democrazia, mentre la professoressa dell'UNITS Tullia Catalan ha parlato del fascismo. L'attenzione del movimento, se non ci saranno ulteriori intoppi alla ripresa delle lezioni in presenza, si sposta quindi sulle classi pollaio con una nuova protesta lunedì pomeriggio. Ma siamo qua in piazza anche per chiedere molte altre cose, come i controlli sui mezzi pubblici, i controlli sugli assembramenti fuori scuola, le sanificazioni reali degli ambienti scolastici e tante altre cose. Lunedì saremo in piazza di nuovo insieme ai Cobas e a tutte le sigle sindacali per chiedere, per dire no alle classi pollaio, perché questo è un grosso problema sia in periodo di pandemia ma anche quando la pandemia non c'era. E nel frattempo i dirigenti scolastici a Udine spingono per la presenza degli studenti al 50% e su un turno unico in classe, quindi dalle 8 alle 13. Abbiamo sentito il preside del Malignani, Andrea Carletti. La maggioranza delle scuole ha espresso questa possibilità di dare un servizio a partire dalle 8 di mattina e al 50% della popolazione scolastica. Naturalmente con la massima flessibilità siamo tutti disposti a seguire le indicazioni delle autorità civili, delle autorità sanitarie e a fare tutto quello che va fatto nel caso in cui i parametri sanitari cambino improvvisamente. Mi hanno colpito le parole dell'assessore Rosolen, che nell'intervista ha detto che la scuola non va considerata come un apparato separato dagli altri apparati economici e sociali complessivi, e questo è chiaro. Bisogna ottenere la massimizzazione della sicurezza e cercando di dare il servizio pubblico che è giusto dare alle famiglie e ai ragazzi. E allora vediamo i numeri della pandemia oggi in Friuli Venezia Giulia, con l'aggiornamento che porta a 7.044 tamponi molecolari eseguiti, dai quali sono stati rilevati 440 nuovi contagi, 6,25 la percentuale di positività, 3.195 i test rapidi antigenici, tra i quali sono stati rilevati 239 casi, qui il 7,48% del totale. I decessi registrati sono 22, si aggiungono 2 decessi avvenuti il 14 e 27 dicembre del 2020. I ricoveri in terapia intensiva sono 63, mentre quelli in altri reparti sono 672. Per il gruppo in Consiglio regionale Patto per Autonomia è mancata una pianificazione con le aziende sanitarie e una cabina di regia in questa seconda ondata della pandemia. La mancata prevenzione ha comportato da qui il fallimento del piano scolastico. Sentiamo il presidente del gruppo, Massimo Morettuzzo. I dati che quotidianamente riceviamo nelle ultime settimane rispetto alla diffusione della pandemia da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia sono dati assolutamente preoccupanti, dati che ci vedono fra le regioni in Italia che hanno la maggior diffusione del virus e l'impatto maggiore in termini di occupazione di posti letto ospedalieri, di posti di terapia intensiva, di numero di contagi per abitante. È mancata una regia complessiva che permettesse di superare certe criticità e certe difficoltà, che in questo senso si sarebbe potuto fare di più, si sarebbe potuto mettere a disposizione di chi è in trincea dentro il sistema sanitario maggiori strumenti a disposizione. È mancata un'azione di prevenzione che si è riversata poi in quello che stiamo vedendo in termini di gestione della sanità. Lo si è visto poi per quanto riguarda il tema delle scuole, dove evidentemente quello che si poteva fare per riaprire in sicurezza non è stato fatto, e quindi noi ci troviamo oggi, nonostante quello che dice l'Istituto Superiore di Sanità, con le scuole chiuse, e questo è chiaramente un danno per le future generazioni. Noi chiediamo oggi che ci sia un'assunzione di responsabilità rispetto a questa mancanza di coordinamento, che ci sia un coinvolgimento vero ed effettivo del Consiglio regionale, della terza commissione. Ricordiamo che noi abbiamo chiesto di ascoltare
i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari a metà di novembre e ad oggi, dopo 3 mesi, non abbiamo ancora potuto ascoltare le categorie mediche in terza connessione. La cronaca con gli effetti del maltempo e una valanga che si è abbattuta intorno alle 15:30 sulla strada provinciale 76 della Val Raccolana e che al momento fa risultare isolate diverse località e frazioni abitate di Chiusaforte come Piani di Sotto, Piani di Là, Piani di qua e Sella Nevea. L'isolamento è causato anche dalla chiusura della strada di collegamento tra Sella Nevea e Cave del Predile in direzione Tarvisio, interdetta ieri sera. A scopo precauzionale, sempre per il rischio valanghe, è stata disposta l'evacuazione di 5 persone nella frazione di Sella Nevea. Un'altra valanga, a cui si riferiscono queste immagini, si è invece staccata sullo Zoncolan, lato da Vascletto. Fortunatamente non ci sono escursionisti coinvolti. Da segnalare anche uno smottamento ad Attimis e a Tarcento lungo la strada verso Ucea. C'è comunque una buona notizia con l'azienda Solari che ha ripreso l'attività dopo il crollo della copertura che si era verificato il 3 gennaio nello stabilimento di Prato Carnico proprio a causa delle ingenti nevicate. Restando alla cronaca, una lite tra conviventi intorno alla mezzanotte a San Giovanni al Natisone. I due, una giovane cittadina straniera e un friulano, sono passati dalle parole ai fatti. A quel punto sono spuntati 2 coltelli, entrambi si sono feriti. La giovane ha riportato solo lievi escoriazioni medicate sul posto dal personale sanitario. L'uomo ha riportato una lesione da taglio più profonda a un braccio, comunque guaribile in una decina di giorni. Sul posto i carabinieri della stazione di Manzano e della compagnia di Palmanova. Ed è tutto per questa edizione del nostro TG, grazie per averci seguito, arrivederci.